Mercoledì 12 marzo, con inizio alle ore 17, nei locali del Modia si terrà un incontro pensiero sul tema fragilità e solitudine. L'iniziativa è dell'associazione Agorà, già Agorà delle donne, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti e promozione della socialità, che rinnova il proprio impegno riconoscendo ed affrontando una delle problematiche più profonde e silenziose della nostra epoca, la solitudine. Un nome rinnovato e trasformato che cambia l'associazione in una nuova Agorà, comprendendo perfettamente le sfide di una società in continuo divenire dove i bisogni e le esigenze delle persone mutano rapidamente. In questo contesto, una nuova Agorà ha sentito il dovere di rispondere con un'azione concreta e consapevole, affidandosi ad una figura di straordinaria sensibilità e rilevanza, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. La sua guida carismatica e la sua visione empatica rappresentano un faro per illuminare una realtà spesso invisibile ma sempre più diffusa. La solitudine è una condizione che attraversa tutte le fasce della popolazione, dalle donne agli anziani, dai giovani agli emarginati. È una presenza silenziosa che si insinua nelle vite di molti senza essere riconosciuta, senza trovare voce. Una nuova Agorà, guidata dalla sua presidente, onorevole Maria Grazia Brandara, intende accendere i riflettori su questo tema, promuovendo iniziative, momenti di confronto e azioni concrete per contrastare l'isolamento sociale e costruire una comunità più inclusiva e solidale. Con questo rinnovato impegno l'associazione prosegue il suo percorso di ascolto, supporto e azione, rafforzando il proprio ruolo di punto di riferimento per chi cerca uno spazio di condivisione e vicinanza, perché nessuno debba sentirsi solo.